settimana fa aggredirono e picchiarono una coppia di anziani a Padova, sgominata dalla polizia. Una banda di albanesi sono sospettati di 30 colpi. Allarme furti anche a Vigonza, razziati oro e gioielli in un'abitazione. La testimonianza di una vittima: sono entrati in casa anche se c'era mio marito. Lancio un appello al prefetto di Venezia e al negoziante bengalese di Marghera, picchiato da un gruppo di 3 persone. La sua unica colpa: averli rimproverati perché urinavano sulle vetrine. Un altro caso autoctono, il terzo di virus chikungunya in Veneto, ancora una volta colpito il veronese con un 69enne sotto monitoraggio. L'area castellana conta i danni dopo l'incubo tromba d'aria dall'area di servizio. Alla palestra di Castelfranco le immagini e le voci di panico. Nella furia del vento l'appello del sindaco Marcone: assicurate tutte le attività. Il bimbo di 7 anni si allontana dal papà al lavoro nell'orto e scompare vicino al fiume. Momenti di apprensione a Sossano, il piccolo ritrovato sano e salvo dopo un'ora. È alto 4 metri il cavallo colossale ideato da Antonio Canova. L'opera è rimasta incompiuta e poi smembrata, in fase di restauro a Bassano. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito, la cronaca in primo piano, l'ultimo violento colpo ai danni di una coppia di anziani presa dalla polizia. Una banda di predoni provenienti dall'Albania sono sospettati di ben 30 colpi. Erano stati protagonisti di una violenta rapina nei confronti di una coppia ultrasettantenne di Padova. Arrestati dalla polizia 3 albanesi di 25, 29 e 34 anni. Domenica 10 i 3 avevano provato l'assalto ad un'abitazione. I proprietari di casa però erano rientrati prima e avevano sorpreso i ladri reagendo. I predoni si sono quindi accaniti sul padrone di casa, l'hanno picchiato e poi hanno cercato di aprire la cassaforte con un flessibile. Subito si è attivata la squadra mobile dove grazie anche a un sistema di telecamere si è riuscito così a individuare quello che era il basista, un cittadino già residente nella nostra provincia da tempo, e quindi individuata poi l'abitazione che fungeva anche da base logistica, il blitz il 12 di agosto, e quindi con il fermo dei 3 e gli altri 2 appena aggiunti che sono stati rimpatriati. Oltre ai 3 autori della rapina sono stati rintracciati anche altri 2 connazionali, probabilmente chiamati per compiere altre rapine. In casa i poliziotti hanno trovato arnesi da scasso, contanti e monili d'oro, oltre a vario materiale provento delle razzie. Un'attività importante, infatti stiamo rivisitando investigativamente, sono circa una trentina i colpi, non soltanto nel capoluogo Padova ma anche in altri comuni della provincia, da Albignasico, Borgoricco, Campo San Piero, e probabilmente la lista di reati è destinata sicuramente ad aumentare. I furti in casa hanno un andamento stagionale, si intensificano nei mesi estivi e in quelli tardo autunnali. Tra i suggerimenti che il questore dà ai cittadini, anche quello di non postare foto delle vacanze sui social network. I ladri infatti sono soliti pianificare i loro colpi e sanno come sfruttare questo tipo di informazioni, ma non solo questo. Trattandosi di gruppi che poi fanno cellule che fanno un minimo di sopralluogo, uno per esempio dei primi elementi che può dare un'indicazione se dentro c'è qualcuno o meno è per esempio la cassetta delle poste, no? Se la posta, la corrispondenza non viene ritirata, quello è un segnale che probabilmente i proprietari sono assenti. Furti e tentati furti in serie in un quartiere di Peraga di Vigonza. Ai nostri microfoni il racconto di una vittima: sono entrati anche se c'era mio marito in casa. Ho il dubbio che si tratti di una banda di ragazzi. Signora Teresa, erano più o meno le 8, lei era uscita per fare una passeggiata? Sì, e mio marito era seduto in cucina a guardare la televisione. Sono entrati in casa, forse approfittando del ventilatore acceso, e si sono impadroniti dell'oro e dei soldi. Solo mezz'ora era durata la passeggiata della signora Teresa, che qui vive con il marito. Tanto è bastato per trovarsi al ritorno alla stanza da letto a soqquadro. Sono andata in camera mia e ho trovato i cassetti aperti e gli ho chiesto a mio marito: sei stato tu? E allora abbiamo visto che mi mancava l'oro, 80 euro sul portafoglio di mio marito che se l'aveva levato e messo. Ecco,
Niente, Quindi suo marito era a casa, stava guardando la televisione e sono entrati dalla porta. sono entrate dall'ingresso. Le hanno portato via delle cose che a lei erano care. Sì. Ecco, l'anello di fidanzamento, un anello che mi aveva fatto, che mia sorella che è morta mi aveva regalato un lingotto d'oro e io ho detto cosa faccio e sono andata dall'orefice e mi ha fatto fare un braccialetto e una spilla. Solo oro e soldi in contanti. Sconsolata e incredula, la signora Teresa ci mostra come siano state lasciate nel portagioie collane in pietra e orecchini di bigiotteria. Ladri che potrebbe aver incrociato per strada, ci racconta. E avevo notato un gruppo di ragazzini, ma non posso dire l'età, in bicicletta e tutti in gruppo mi hanno detto ciao e io gli ho risposto ciao. Dopo 20 metri passa un altro ragazzino, ma era un attimo più grande, vedendolo seduto sulla bicicletta e mi ha detto ciao. Alla notte mi viene in mente il giro dei ragazzi, quel saluto era un saluto da prendere in giro. Insomma, è convinta che siano stati loro. Convinta che sia stati loro. Ha presentato denuncia il giorno dopo la signora Teresa, ma nel tranquillo quartiere residenziale fatto di piccoli condomini, case e villette, i ladri hanno fatto man bassa diverse volte, anche negli ultimi giorni, con i cittadini che si sentono sempre più impotenti e lanciano un grido d'aiuto. Lancia un appello al prefetto di Venezia, il negoziante di via Rizzardi picchiato da un gruppo di 3 persone già note alle forze dell'ordine. La sua unica colpa è averli rimproverati perché urinavano sulle vetrine. L'incubo di nuovo si è fatto vivo. Chiediamo l'intervento subito delle forze dell'ordine. Loro sanno. Viso tumefatto, lividi ed ematomi ben visibili. Si rivolge direttamente al prefetto di Venezia, Darko Pellos. L'appello di Abdul Made per tutti medi, titolare trentenne di un patronato CAF qui in via Rizzardi a Marghera, fuori dal quale sabato scorso è stato aggredito con violenza e preso a pugni in faccia da un gruppo di 3 ragazzi ubriachi dal forte accento dell'est, peraltro già noti alle forze dell'ordine perché con precedenti anche per furto, sorpresi a lordare in modo indecoroso la vetrina del negozio di parrucchiera accanto e per questo da lui richiamati. Nel momento in cui io mi sono girato, mi sono visto catapultare un pugno prima da questa parte. Non riuscivo a capire che cosa fosse successo. Appena mi sono girato ho preso un altro pugno qua e dopo ho iniziato a difendermi. Nel momento in cui ho iniziato a difendermi, altri 2 suoi amici che erano con lui hanno iniziato a aggredirmi brutalmente. Le sue condizioni non risultano gravi, ma i segni delle botte e dei pugni in faccia sono evidenti. Queste sono persone che continuamente a Marghera cercano di disturbare le persone, chiedere i soldi. Appena diciamo che hanno un minimo di appoggio cercano di comunque aggredire le persone. Noi non siamo più al sicuro nella nostra città. Oggi è successo a me, domani potrebbe succedere a qualcun altro. A sporgere denuncia per altri episodi simili, sempre qui in via Rizzardi, anche il vicino ristoratore cinese e il tabaccaio italiano. Persino l'istituto bancario di Rimpettaio ospita, si fa per dire, da tempo un senza fissa dimora, anche molesto, dicono dalla banca, vestiti appesi in materasso proprio sulla porta della banca, da quella opposta il suo carrello con coperte sotto le quali si nasconde la più varia mercanzia dalla dubbia provenienza, oggetto del mercatino nero del pomeriggio. Senza parlare dei tossicodipendenti che si fanno di crack e di eroina anche in pieno giorno, ci dicono gli stessi clienti sempre della banca. Così nella denuncia collettiva di commercianti, residenti e cittadini di quest'area di Marghera, che presto arriverà sul tavolo dell'autorità prefettizia. Noi raccoglieremo le firme e manderemo una lettera al prefetto chiedendo una riunione sia con la Questura di Venezia che con le forze dell'ordine in modo che possano far partecipe anche tutte le associazioni piccole e grandi che esse siano, perché questa è una lotta di tutti.
Terzo caso autoctono di chikungunya in Veneto, ancora una volta nel Veronese, lo ha accertato il laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale dell'Università di Padova. In un uomo di 69 anni residente nel comune di Verona è stato possibile individuare rapidamente i luoghi di possibile esposizione alla zanzara infetta, identificati in un'area al confine tra i comuni di Negrare, di Valpolicella e Verona, e già sottoposti a interventi di disinfestazione straordinaria nei giorni immediatamente successivi alla segnalazione. L'uomo, con sintomi insorti l'8 agosto, febbre, rascio cutaneo, dolori articolari, era stato segnalato dal pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona nell'ambito del rafforzamento della sorveglianza dei casi sospetti nel territorio. Ed ora andiamo nel Trevigiano, panico e danni in Castellana dopo la tromba d'aria di ieri sera, colpite alcune attività, si valuta lo stato di emergenza, la situazione più critica quella al distributore di via Circonvallazione Est, dove alcuni automobilisti hanno cercato riparo. Le forti raffiche di vento hanno fatto volare parte della copertura. Assicurare le attività diventa fondamentale l'appello del sindaco Stefano Marcon. Mamma mia, che paura. Cosa è? Sento la macchina l'ha rovinato. Sono stati minuti di panico quelli vissuti in via Circonvallazione Est tra Vedelago e Castelfranco, dove per sfuggire alla pioggia battente alcuni automobilisti hanno cercato riparo sotto la copertura del distributore Eni, non sapendo che di lì a poco le forti raffiche di vento avrebbero fatto il resto, facendo volare in aria i pannelli fotovoltaici posti in sommità e danneggiando la struttura stessa. Detriti sono caduti anche sulle auto, come racconta il gestore. Quando sono arrivato ho trovato il disastro. Pannelli scesi, macchine accidentate e niente, era sceso tutto, i gazebi volati via, pannelli sulla strada e l'altro lato della strada, e così è successo. Ecco, un miracolo che nessuno si sia fatto male. Sì. Questa è una bella cosa, che nessuno si abbia fatto male. All'Eni Station ci si è subito rimboccati le maniche, mettendo in sicurezza l'impianto, tornato operativo dopo il mezzogiorno. Un fenomeno localizzato in questo angolo di Marca Occidentale, con la tromba d'aria che ha sradicato delle piante tra Salvatronda e San Floriano, dove si è registrato anche un lungo blackout e l'allagamento di un sottopasso. Come bombardata questa palestra in fase di apertura all'ingresso dell'area commerciale di Castelfranco. Le vetrate sono di fatto esplose, a terra danni per migliaia di euro. La prima cosa da fare è quella di assicurarsi contro questi eventi accidentali che diventano, ripeto, sempre più frequenti. Avere una copertura assicurativa aiuta a limitare i danni che si patiscono. Qui è durato poco più di un quarto d'ora, tutto sommato la fascia è stata abbastanza circoscritta, ma non è sempre così. Intanto lo stesso Marcon valuterà l'attivazione dello stato di emergenza, anche se la priorità ora sembra il verde pubblico, troppe le tragedie sfiorate in questa estate. Specialmente nell'ambito della caduta alberi, questo sollecita anche le pubbliche amministrazioni nei vari censimenti che stanno facendo per cercare insomma di censire il patrimonio arboreo di ogni singolo territorio, perché bisogna in qualche modo cercare di prevenire anche questi fenomeni che via via diventano sempre più frequenti. Ed ora nel Vicentino, dove un bambino si è perso lungo il fiume, per fortuna è stato ritrovato dopo un'ora. Sossano, momenti di angoscia, di paura. Un bimbo di 7 anni lascia le sue scarpette vicino a Leona e si allontana mentre il papà lavora nell'orto. Siamo a sud del paese e sono le 8:30 di sera quando cala il sole. Purtroppo un attimo di distrazione ha fatto sì che il bambino si sia allontanato da solo e abbia fatto preoccupare il genitore che era con lui. Il bimbo percorre la via che costeggia il fiume e va in direzione di Campiglia dei Berici. Appena si accorge che il figlio non c'è più, il padre, preoccupato che il bimbo malauguratamente possa essere caduto in acqua, lancia l'allarme e scattano le ricerche. Sul posto accorrono i vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo, che iniziano a cercare il bimbo, ma a quell'ora ormai non c'è più luce. Considerato anche l'orario, ormai eravamo all'imbrunire e la prontezza di spirito
appunto del papà ha fatto sì che venissero allertati subito i soccorsi per attivare le ricerche. Queste ricerche sono poi andate a buon fine e il bambino è stato ritrovato distante dal punto in cui erano, ma completamente incolume e riportato poi ai genitori. Fortunatamente il piccolo viene trovato dopo circa un'ora dalla sua scomparsa in un campo vicino e sta bene. I genitori hanno potuto così riabbracciarlo. Il sindaco Enrico Grandis ringrazia i soccorritori per la felice conclusione di questa storia. Un plauso e un ringraziamento particolare va ai vigili del fuoco per la velocità e la prontezza nell'intervento, soprattutto per il lieto fine a questa vicenda. È stato dimesso questa mattina uno dei bambini di Gaza arrivati a Verona lo scorso 12 giugno, un bimbo di 5 anni arrivato in oncoematologia pediatrica con una condizione clinica di grave malnutrizione. Il piccolo paziente insieme con la mamma e il fratellino sano, che è stato in ospedale in regime di ricovero sociale, sono stati trasportati dalla Croce Bianca al domicilio individuato per loro dalla prefettura. Dal punto di vista clinico il bambino sta bene e in oltre 2 mesi di programma di rinutrizione ha aumentato del 50% il peso corporeo rispetto ai 9,2 kg dell'arrivo. A domicilio proseguirà la profilassi antibiotica, antifunginea e antivirale necessaria per il riscontro di un deficit immunitario di grado moderato. Ed ora la politica, l'uscita di Carlo Calenda che auspica l'abolizione delle regioni scatena le polemiche, provocazione, ma il tema regionalismi c'è, commenta il presidente veneto di Azione Rocco Stralida, Lega e Fratelli d'Italia. Sia le regioni come momento di espressione delle autonomie locali, no diciamo a quei carrozzoni che impediscono al Paese di essere competitivo. Sintetizza così Nicolò Rocco, presidente veneto di Azione, il senso del pensiero di Carlo Calenda sulle regioni che tante polemiche ha scatenato nelle ultime ore. Vanno abolite, ha detto Calenda, figure come Zaia tengono in ostaggio politica e partiti. Fulmini e saette dalla Lega, ma per Rocco il tema c'è. Quella di Carlo Calenda è stata ovviamente una provocazione. Lui ha detto che le regioni vanno depotenziate, ma ovviamente si riferisce per esempio alle 7 regioni del sud che hanno un dissesto per quanto riguarda la sanità. La posizione di Calenda ovviamente non è quella dell'abolizione, che è una posizione storica dell'MSI. I riformisti invece sono sempre stati per un modello federale alla tedesca. Ma per i leghisti Alberto Villanova e Roberto Marcato la conseguenza logica del Calenda pensiero sarebbe che per coerenza Azione uscisse da ogni trattativa in tutti i tavoli delle regioni che andranno al voto. E io ricordo Marcato dire che Forza Italia non faceva parte della coalizione in regione, ricordo Marcato dire che non deve esserci una lista del presidente e ricordo Marcato dire che il candidato presidente del centrodestra doveva essere scelto in Veneto. Sappiamo che questa cosa non succederà perché verrà scelto a Roma e allora chiedo all'amico Marcato, che molto stimo, se visto che tutte queste condizioni non si presenteranno, se lui invece correrà o per coerenza rimarrà a casa. Di buttad di Calenda parlano da destra a sinistra. Le regioni oggi sono funzionali e danno risposte e hanno soprattutto forza legislativa per quanto è di loro competenza. Non capiamo questa uscita fuori luogo, secondo noi, di Calenda. Penso che insomma sia stata più una sparata agostana che una vera e propria proposta politica. Mi ricorda tipo Salvini o la Meloni quando dicevano che avrebbero abolito le accise sulla benzina. Sono cose che poteva dire la Meloni quando aveva il 4%, adesso che ha più del 20% si guarderebbe bene da dire aboliamo le accise sulla benzina. Pelloni però non butta tutto il ragionamento, anche perché in Veneto Azione è in predicato di trovare un accordo proprio con il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo. Voglio cogliere l'aspetto positivo, secondo me, della provocazione di Calenda. Io sono sinceramente per ridurre la burocrazia e oggi spesso la regione è un elemento di burocrazia. Ma una riflessione, conclude, meriterebbero anche legislazioni differenti nelle varie regioni e gli eccessivi poteri dei governatori, temi, dice, su cui aprire una discussione. Ed ora torniamo a parlare dello stop alla mappatura dei NEI nella sanità pubblica in Veneto.
Cancellare con un tratto di penna la forma di prevenzione più importante come lo screening dei nevi e farlo ad agosto e scaricare la responsabilità sul governo romano, che poi peraltro è sempre di centrodestra, ci sembra un atteggiamento irresponsabile e anche ingeneroso nei confronti dei bisogni sanitari della nostra regione. Opposizioni all'attacco della regione dopo che la mappatura dei NEI è diventata a pagamento perché non più prevista tra le prestazioni a carico del servizio sanitario. Non una scelta del Veneto, ha precisato in un comunicato alla regione, bensì un aggiornamento stabilito a livello nazionale con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dei livelli essenziali di assistenza, LEA. Alla precisazione Vanessa Camani, capogruppo PD in Consiglio regionale, risponde così. I dati del centro del registro tumori Veneto dicono che il melanoma alla pelle è il quinto tumore più frequente riscontrato nella nostra regione. Sono dati che sono in continua crescita. Certamente è necessaria la prevenzione, cioè la cura personale della pelle nell'esposizione al sole, ma è evidente che soprattutto per le regioni del nord, con un fototipo chiaro, con la pelle chiara, eccetera, questa patologia inizia ad essere oggettivamente molto presente tra la popolazione. Nessuna riduzione delle visite dermatologiche, precisa la Regione, che chiama ancora una volta in causa i medici di base. Sul punto i consiglieri di minoranza sono pronti a dare battaglia a Palazzo Ferrofini con la presentazione di una mozione urgente rivolta al presidente Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Se il governo di destra lo ha cancellato dai LEA, il governo di destra del Veneto dovrebbe reinserirlo come prestazione extra LEA, soprattutto per le persone che hanno una familiarità, che hanno già avuto un episodio di melanoma, che hanno un fototipo di predisposizione, quindi pelle chiara, occhi chiari, capelli chiari, o che hanno una presenza significativa di NEI. È alto 4 metri il cavallo colossale ideato da Antonio Canova, all'opera in fase di restauro a Bassano. Fu solo la morte di Antonio Canova nel 1822 a impedire il completamento dell'enorme modello in gesso di una statua equestre in bronzo per il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. Fu lo stesso artista di Possagno a realizzare il cosiddetto cavallo colossale tra il 1819 e il 1821. Donato al Museo di Bassano, fu sezionato 60 anni fa con l'obiettivo di trovargli una nuova collocazione, ma il progetto ha ripreso vita solo di recente grazie a importanti finanziamenti privati, statali e comunali. Ricostruire quest'opera monumentale del maestro Antonio Canova è anche una sfida tecnica. Le dimensioni di questo cavallo e la ricomposizione dei diversi frammenti che lo costituiscono fa sì appunto che questo intervento sia un intervento straordinariamente complesso e straordinariamente interessante, una vera e propria sfida. Uno studio specializzato sta consolidando i frammenti in gesso, incollandoli fra loro e integrandoli ove necessario, e sta anche costruendo una nuova struttura interna che servirà da sostegno statico all'opera e un basamento che proteggerà la scultura da elevate sollecitazioni sismiche. Intervento che ha una grande suggestione anche proprio perché questo cavallo giace nei depositi scomposto in tanti frammenti, per cui l'iniziativa di ricomporli è anche un'iniziativa che ha un'innegabile suggestione, no? Nella possibilità di rivedere finalmente ricomposta l'immagine figurativa di questo colossale cavallo alto 4 metri. Tutte le fasi del restauro sono documentate sui canali digitali del Comune e dei musei civici di Bassano. Ed è davvero tutto, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.